Ciccio, partiamo un po' da quello che si è visto sul campo, perché si è giocato questo derby, questo doppio derby del primo turno di promozione contro il Bagheria 90-0-11. Intanto che partite sono state? Perché tra le altre cose siete partiti sotto all'andata. L'impatto, dici un po' l'impatto con queste partite. Onestamente andare sotto 1-0 immediatamente in un derby non è bello, attenzione, però poi abbiamo detto vabbè, calcio d'agosto. Allora niente, siamo i ragazzi, devo dire la verità, in quel momento non si sa, fuori gioco, non fuori gioco, vabbè, ok, abbiamo beccato questo gol, però siamo stati bravi a crederci, a ribaltare di nuovo. Quindi ti devo dire che anche la reazione è stata importante, almeno abbiamo visto anche di che pasta siamo fatti e magari anche qual è il nostro carattere, ecco. Quindi è stato anche un buon esame questo. Buon esame che poi avete passato in maniera, almeno risultato alla mano, in maniera tutto sommato agevole. Sì, alla fine poi abbiamo vinto questa gara l'andata 5-1, ieri abbiamo fatto il ritorno e abbiamo vinto 3-0. C'è ancora molto da lavorare, quindi questo noi lo diciamo sempre, lo ripetiamo. Ovviamente domenica abbiamo un esame importante contro la Margheritese, quindi giochiamo fuori casa, quindi la prima di campionato. E lì non dico che non abbiamo fatto sul serio in Coppa Italia, perché comunque è sempre importante, però il campionato potrebbe essere tutta un'altra storia. Ecco, comunque anche una squadra che non conosciamo, quindi dico sarà sicuramente un esame importante. Assolutamente sì, sono d'accordo. Margheritese neopromossa, quindi squadra da tenere d'occhio. Intanto faccio un piccolo excursus di messaggi. Intanto si è scoppiato il pandemonio sulla nostra chat di Facebook. Ti saluta Francesca Cuti, Sera direttore, e poi Manfredi Di Giorgio. E poi parliamo anche di mercato, a proposito di Manfredi, perché è stato a mio parere, uno dei fiori all'occhiello del mercato che hai fatto. Poi Giovanni Chiazzese, a proposito anche del discorso che facevamo prima, ma poi ti interrogo anche sull'eccellenza. Giovanni Chiazzese dice: fra 10 giornate si può dare un giudizio su Gere Sciacca, poi sono tutte sorprese, chi fa i playoff. Un mio giudizio per la retrocessione, mi auguro da palermitano di sbagliarmi, ma vedo in promozione Parma, Valle e Partinico. C'è Riccardo Benante che fa gli scongiuri su quest'ultimo messaggio, ma poi lo vedremo. E poi Giovanni Chiazzese rivolge anche la domanda a te, dicendoti: non è meglio una sola squadra a Bagheria piuttosto che tre, averne una ma solida, magari anche in Serie D, con un campo con tribuna e gradinata che sia degno come stadio di una città di 60.000 abitanti? Sì, potrebbe, non è male come domanda, perché devo dirti che effettivamente una cittadina come Bagheria merita un'unica squadra, magari ecco, l'unione fa la forza, questo sicuro, però ci sono delle circostanze forse che hanno portato appunto le altre squadre, altre dirigenze a poter a non avere appunto a non sfruttare questa occasione. Però chissà, può essere più avanti, succederà qualche cosa, ancora è presto. Intanto bisogna prima che viene consegnato appunto questo stadio, perché secondo me potrebbe essere appunto la ciliegina sulla torta per poter far andare avanti la scuola di calcio del Bagheria, le scuole di calcio del Bagheria che ci sono. Quindi devo dire ancora è presto per parlare di fusioni e tutte queste cose, però poi non so se la nostra società è d'accordo, perché ti devo dire che noi siamo davvero la società dove sono io e Città del Vino, è una società ben strutturata, è una società dove ci sono due grandi presidenti che veramente non ci fanno mancare niente, e spero che veramente questa società arrivi il più in alto possibile anche da sola. Tra l'altro, mentre tu rispondevi a questa domanda, riflettevo anche in maniera abbastanza, mi faceva molto sorridere il fatto che tu per la seconda volta ti trovi in una realtà in cui ci sono due squadre nello stesso girone, perché tu eri alla Mazzarese prima, esatto, eri contro il Mazzara Calcio, adesso ti ritrovi contro un'altra squadra, è una sensazione strana, no? Sì, è la stessa cosa, identica. Tu devi considerare, però c'è una differenza, che quando ero alla Mazzarese beccavo sempre la squadra del Mazzara che si allenava dopo di noi, invece qui fortunatamente no, meno male, che noi ci alleniamo alle 14:30, poi le altre scuole si allenano, sia l'Aspra che l'altro Bagheria si allenano
erano intorno alle 19, quindi questa è già una cosa positiva non beccarli. Assolutamente sì, nel frattempo arrivano altri messaggi di amici di Localcio, mi fregio di chiamarli così, come Alberto Di Peri che ti saluta, come Marco Mineo che scrive Localcio sempre top, ti ringraziamo caro Marco, ci becchiamo poi durante le puntate, ringrazio Alessio Muratore e anche Fabrizio Di Vincenzo. Veniamo al calciomercato, perché chiaramente noi ci siamo sentiti tantissimo durante l'estate su trattative eccetera eccetera, tu mi hai detto fin da principio voglio allestire questa squadra per fare bene in eccellenza, sì. e Sì. non è un mistero, lo dicono tutti, questo Bagheria in eccellenza farebbe molto bene, però il Bagheria gioca in promozione. Sì, hai detto bene, questi sono pugnalate. Lo so, siamo qui anche per questo. Sono pugnalate, però sono pugnalate e comunque adesso non fanno più male, perché ce ne siamo dati una ragione, siamo consapevoli comunque della rosa che abbiamo fatto, abbiamo lavorato bene. Adesso ci rendiamo conto che comunque sarebbe bello vincere il campionato di promozione sul campo, sì. E non pensare più a ripescaggio, perché comunque ok, ci è sfuggito, va bene così, non è una cosa che non ne parliamo più. È stato fatto un buon mercato, come dicevi, il primo colpo che ho voluto tantissimo è stato proprio Manfredi Di Giorgio, questa squadra è stata fatta proprio su di lui, perché mi ha impressionato veramente tanto l'anno scorso, e l'ho avuto a Marineo come under, sì, quando lui ancora aveva 16 o 17 anni. Poi lui si è fatto la propria strada, la propria carriera con le squadre di Serie D, tra Messina, tra Dattilo, sì, e altre situazioni, però dico la verità, c'è stato questo richiamo e sono contento di aver fatto questa scelta. E tra l'altro a mio parere la forza di questo Bagheria è che sì, tanti colpi, abbiamo nominato Manfredi, ne potremmo nominare tanti altri, Aldo Perricone giusto per dirne un altro, Raimondo Lucera, esatto, però qualcuno che già c'era, con lo zoccolo duro dell'anno scorso, perché poc'anzi per esempio salutavamo il papà di Giorgio Stassi che è uno dei punti di forza, ma comunque è una squadra che riparte dalle certezze dell'anno scorso. Ti devo dire una cosa, proprio Giorgio Stassi è uno dei giocatori che ho sempre cercato, quindi me lo sono ritrovato lì, per me mi ha giovato tanto questo discorso, quindi devo dirti che non mi è dispiaciuto, quindi avere Giorgio con Lucera e con Giglio, ti devo dire che secondo me è una bella coppia d'attacco, un grande attacco, un bel trio. Poi abbiamo messo dietro Florio, che me lo sono ritrovato di nuovo nel Bagheria, lo stesso Costa, poi abbiamo preso questi ragazzi argentini che comunque ci stanno dando una grande mano, lo stesso Perricone, un buon portiere, Cagnina 2005, sì, ex portiere che ha anche parato in Lega Pro nel Pontedera, quindi voglio dire, alla fine abbiamo cercato di mettere le pedine insieme e a quanto pare sta nascendo una bella realtà, una bella squadra. Sono assolutamente d'accordo, intanto ne approfitto per salutare Aurelio Lobianco, altro grande amico di Localcio, nonché stimato direttore sportivo. Non giriamoci tanto intorno, direttore, quest'anno nella girone A di promozione vi guardano tutti. Sai, vincere è difficile, ci sono delle squadre attrezzate, addirittura qualcuno non la conosciamo, non conosciamo appunto, che ne so, questa squadra che beccheremo domenica, la Margheritese, non sappiamo di che pasta è fatta, però ti devo dire che ci sono anche altre realtà importanti come Regina Mondi, che tra l'altro ci sono dei giocatori che ho avuto io l'anno scorso a Chiana, c'è l'Aspra di Mister Mineo, che è anche una bella realtà, sempre fatta anche da qualche giocatore importante che ho avuto anche io. Assolutamente. Non ti devo dire che anche il CUS è una buona squadra, il Fulgatore che scende dall'eccellenza, il Borgetto che ha fatto la fusione con la Giardinellese, e ti devo dire che ci sono anche giocatori importanti. È difficile, è sempre un campionato difficile, perché io lo dico sempre, oggi come oggi la promozione è diventata una sorta di eccellenza minore. Vero. Perché è fatta anche da ottimi allenatori. Ottimi allenatori, e poi ci sono anche quelle piazze magari poco viste che però
si fanno il loro campionatino, E magari danno fanno il fastidio. fortino in casa. Esatto, danno fastidio, quindi ti devo dire che comunque è un campionato difficile. Poi il girone A, a differenza degli altri, anche se ti devo dire che il girone B mi sembra dove c'è il Camarat, dove c'è il San Camarat, Giovanni, Gemini, sì. sono appunto anche è un campionato anche difficile, ci sono delle squadre attrezzate anche lì. Assolutamente d'accordo. Io parlavo non per caso di Fortino, perché tu all'inizio del tuo intervento hai parlato dello stadio. E forse quello che è mancato al Bagheria, e che ci si augura non manchi più al Bagheria, è proprio quello che viene ormai volgarmente detto il 12° uomo. Questo penso che anche in cuor vostro, non appena lo stadio tornerà ad aprire anche al pubblico, sia un'ulteriore spinta per la squadra, perché la squadra è forte, però una squadra forte col pubblico è ancora più forte. Allora, tu considera che a noi Bagheria fa circa 65.000 abitanti, penso che a qualcuno il calcio piacerà, quindi avendo lo stadio, magari se dovesse venire qualche persona, qualche pubblico, e chissà, creare anche una sorta di ultra, secondo me potrebbe darci una grande mano, però io penso, perché come mi raccontano, no? Qui ai tempi del Bagheria in Serie D ha fatto campionati importanti, devo dirti che addirittura la gente faceva la fila per entrare allo stadio, quindi secondo me c'è anche la possibilità di ripetere, sarebbe bellissimo. Sarebbe molto, molto bello, sono d'accordo. Tra l'altro questa è una nota mia personale, perché con la persona che sto per nominare c'è anche un bel rapporto al di fuori del campo. Mi ha fatto molto piacere, nulla togliere a mister Pagano, che tra l'altro è una tua vecchia conoscenza in Pimarino. Facevo sempre questi fili che si vanno a unire, il calcio è bellissimo per questo. Una delle cose che mi ha fatto maggiormente piacere nella costruzione del Bagheria è il ritorno di mister Tomasello, perché so quanto gli ha fatto male non rimanere l'anno scorso, il suo ritorno mi ha fatto molto piacere. Devi considerare che Tomasello è stato anche mio allenatore a Mariano, quindi Sì. l'ho voluto un paio d'anni fa, è stato il primo allenatore che ho chiamato comunque quest'anno per darmi una mano, ti devo dire che comunque merita anche palcoscenici Sì. più alti. Mi piace molto, è una persona intelligente, è una persona con cui si può parlare, parliamo veramente tanto, condividiamo tanto, infatti poi io spero comunque che appunto da questo nostro parlare, questo nostro in futuro nasce veramente qualcosa di importante. Ecco, noi ci teniamo a fare bene con questa squadra, ci teniamo a fare bene con sia io che il mister, ma anche altri dirigenti, per cercare di, non solo per la squadra, ma soprattutto per Bagheria, perché Bagheria veramente merita dei palcoscenici più alti, questo sì.